Sono quasi 800 i medici specializzanti del Friuli Venezia Giulia che potranno dare il contributo alla campagna vaccinale. Siglato oggi l'accordo tra Regione, Atenei di Udine, Trieste e aziende sanitarie. Dopo i timori dei cittadini sugli effetti collaterali di AstraZeneca, parla a Telefriuli l'esperto del Comitato Tecnico Scientifico dell'AIFA. I vaccini sono sicuri, i dati a nostra disposizione sono tranquillizzanti. Primo sciopero dei dipendenti di Amazon, 500 gli occupati in regione, attorno ai centri di Fiume Veneto, Sgonico e Tavagnaco, adesione elevata per i sindacati, minima per l'azienda, i pacchi arrivano. Grazie a un accordo tra Regione e Ministero della Cultura, sbloccati fondi per circa 15 milioni di euro per interventi di valorizzazione e conservazione del patrimonio archeologico di Aquileia. Stilato il calendario della nuova eccellenza che prova a ripartire tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il 18 aprile sarà subito derby tra Gorizia e San Luigi, uniche due regionali che hanno scelto di giocare. Buonasera da Telefriuli, ben trovati all'appuntamento serale con il nostro telegiornale. Alla campagna vaccinale in Friuli Venezia Giulia daranno un importante contributo anche i medici specializzanti, quasi 800. Tutto questo grazie a un accordo che è stato sottoscritto questa mattina tra Regione, aziende sanitarie e Atenei di Udine e Trieste. Intanto il vicepresidente della Regione Riccardi ha comunicato che a fronte di una diminuzione di consegne del siero AstraZeneca ci sarà un aumento della consegna di antidoto Pfizer, questo per aprire nuove agende vaccinali a partire dai diversamente abili. Accordo tra azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, Ateneo Friulano, azienda sanitaria Giuliano Esontina, Università di Trieste e Regione Friuli Venezia Giulia per impiegare i medici specializzanti nelle vaccinazioni anti-Covid. Questo è un accordo molto importante perché consentirà alle aziende di avere a disposizione ulteriori forze e mi sia consentito anche di dire forze giovani, quindi credo che sia un segnale di fiducia, di speranza positiva rispetto al futuro. Io sono grato ai rettori delle due università che si sono adoperati affinché questo protocollo venisse perfezionato il prima possibile. Ora le aziende faranno i bandi e ci aspettiamo dai ragazzi, dai futuri professionisti della salute, una risposta che, come vediamo e come li abbiamo ascoltati, sono sicuro che non mancherà. I tempi quali sono? Beh, credo che sia una questione di giorni, credo che già nel pomeriggio domani le aziende sanitarie bandiranno questi atti e poi proseguiamo, noi stiamo cercando di mettere in campo tutta la capacità possibile di vaccinazione attraverso competenze, attraverso luoghi massivi come abbiamo visto anche nella giornata di ieri e quindi fiduciosi aspettiamo i vaccini che ancora ci vengono consegnati in maniera limitata. È un vero e proprio esercito, centinaia a Trieste e oltre 100 a Udine al momento. Sì, sono forze importanti, cioè tutto quello che noi riusciamo ad aggiungere alla disponibilità di vaccinazione è utile, ci consente di arrivare in tutti i luoghi possibili. Medici specializzanti che hanno dato già un contributo importante allo scoppiare della pandemia un anno fa e che ora tornano a mettersi a disposizione, soddisfatti dell'accordo, i rettori delle due università regionali. A regime dei nostri specializzanti sono 160 circa, quindi in realtà potrebbero entrare tutti. Naturalmente qual è la questione? È anche cercare di, ed è il motivo per cui l'università poi è direttamente anche coinvolta, cercare di conciliare quella che è la loro esigenza formativa che comunque devono assolvere e quindi tutte le attività che già prestano con la loro utilizzazione in ambito dei punti vaccinali. Iscritti da noi sono circa 600, già ben più di metà hanno dato una disponibilità. È ovvio che questa attività dovrà essere compatibile e coerente col percorso formativo degli specializzandi, ma contiamo che il numero sia significativo e sufficiente per dare, ripeto, un grande impulso al percorso di vaccinazione della popolazione che ci permetterà di uscire in tempi, speriamo, brevi da questa pandemia.
I medici specializzanti sono in prima linea da un anno nella pandemia e anche in questa occasione hanno voluto dare il loro contributo fattivo. Siamo contenti di essere stati coinvolti in questo modo e quindi penso che siamo tutti pronti a vaccinare e a dare il nostro contributo per poter terminare questa pandemia. Sui vaccini c'era stata preoccupazione la scorsa settimana dopo lo stop al siero AstraZeneca, ora si è ripreso e siamo andati da Paolo Schinchiarol, componente del Comitato Tecnico Scientifico di AIFA e direttore della farmacia di Cattinara, per saperne di più. Dal dolore al braccio alla febbre sono queste le reazioni avverse registrate dopo le vaccinazioni contro il Covid, effetti collaterali di poco conto che sono costantemente monitorati. Nessun caso di trombosi in regione, del resto i numeri, come confermato anche da EMA, sono abbondantemente sotto la soglia di guardia, hanno destato preoccupazione a livello mondiale perché casi particolari. Di AstraZeneca, il siero bloccato per un breve periodo in molti paesi europei, nell'area giuliano-isontina, ne sono state somministrate 50.000 dosi e le reazioni avverse sono state veramente poche, a fronte, secondo i nuovi studi, di un 100% nella prevenzione delle malattie gravi e dei ricoveri e del 79% nella sintomatologia Covid. Per definire grave una reazione avversa c'è ad esempio la febbre, se la febbre sale a oltre i 39 gradi va già segnalata come reazione avversa, ma io vi davo complessivamente il numero, la percentuale di segnalazioni anche di lieve entità. Noi abbiamo chiesto di segnalare tutto, anche effetti molto lievi, transitori. Abbiamo nel nostro, diciamo così, in Asugi la possibilità di dirvi che oggi le reazioni avverse complessive, e sono tutte quasi reazioni avverse lievi, hanno interessato l'1% circa dei vaccinati con AstraZeneca, l'1,6% circa dei vaccinati con Pfizer, e di Moderna possiamo dire veramente poco perché abbiamo avuto poche dosi. Noi probabilmente siamo una delle aree in Italia dove il numero di segnalazioni è il più elevato, per cui quando voi vi trovate con una percentuale dell'1% probabilmente rimarrà una percentuale elevata rispetto al resto d'Italia, ma torno a dire, sono anche segnalazioni lievi di scarsissima entità. Intanto tra ieri e oggi centinaia di persone sono state vaccinate a Codroipo, perfetta l'organizzazione e anche un po' di emozione per gli over 80 in fila per l'inoculazione. Seconda giornata di vaccinazioni anti-Covid per gli over 80 del Codroipese. Lei ha accompagnato il papà oggi a fare il vaccino? Sì, certo. È contento? Contentissima. Siamo tutti contenti, sì, di farlo. È pronto per il vaccino? Adesso sto aspettando, sì. Io faccio uno solo perché ho già stato ricoverato e mi hanno già fatto uno là, basta solo questo. Chi fa il vaccino? Mio marito, io vorrei però non mi danno ancora, magari. Lo farebbe subito? Molto veloce oggi. Ma ho pensato che ci sono dei dubbi, si sentono tante voci, cosa vuole? Troppe voci in giro, comprese dai esperti, però alla fine si decide per il meglio nella vita, è così, è tutta una scelta per il meno peggio, per il meglio meglio. Signora, è contenta di vaccinarsi? Sì, Sì, anzi. È qua con suo marito? Sì. Si vaccina anche lui? Sì. Bene, quanti anni avete? 80. 84, io 86. Contento anche lei di vaccinarsi? Sì. Sì. Siamo molto soddisfatti perché la macchina ha funzionato molto bene, l'azienda sanitaria ha dimostrato professionalità, competenza e soprattutto un'umanità fuori dal comune. 1320 Codroipo, 3000 quelle di competenza di questo ambito socioassistenziale, perché così era stato suddiviso. Il 40% circa si era già vaccinato, il rimanente si è vaccinato chi lo poteva fare in queste giornate che appunto sono state dedicate al Medio Friuli, gli 11 comuni con capofila Codroipo. Oggi sono stati 17 decessi con Covid in Friuli Venezia Giulia, a questi si aggiunge una morte pregressa. Su 2.904 tamponi molecolari sono stati rilevati 314 nuovi contagi, il 10,81% del totale, e su 700 test rapidi antigenici realizzati, rilevati 91 casi, il 13,54%. I ricoveri in terapia intensiva sono 82, mentre quelli in altri reparti risultano essere 611, 15.676 le persone in isolamento nella nostra regione.
E sul fatto che la campagna vaccinale tornerà a correre arrivano rassicurazioni dal sottosegretario di Stato Vanni Agava. Presto e bene, il governo sa di dover accelerare sulla campagna vaccinale ed è pronto a farlo, come sottolinea il sottosegretario alla transizione ecologica, la deputata leghista Vanni Agava. Ulteriori ritardi non sono accettabili. Purtroppo se siamo in questa situazione è proprio dal ritardo della partenza del piano vaccinale. Da qualche settimana abbiamo ovviamente ripreso le redini in mano e adesso stiamo partendo, sono stati stanziati dei soldi per il piano vaccinale e soprattutto anche per i vaccini, per la produzione dei vaccini qui in Italia. E quindi adesso c'è da correre perché non è pensabile continuare a tenere la gente chiusa in casa, non è pensabile avere delle attività che avevano già investito in presidi di sicurezza, tenerle chiuse. E quindi adesso sarà veramente una corsa fino all'ultimo per cercare di arrivare a fare bene tutto e in fretta. Il vaccino resta l'unica arma per uscire il prima possibile dall'attuale complicata situazione. Vediamo che i dati dei contagi e delle terapie continuano ad essere, soprattutto in certe zone, continuano ad essere dei dati preoccupanti. È evidente che come l'anno scorso, anche complice la bella stagione, io immagino che per maggio si potrà cominciare a vedere la luce. Gli aspetti sanitari, ma anche gli aspetti economici sui quali tuona il senatore di Fratelli d'Italia Luca Ciriani, un decreto sostegni che secondo lui è una delusione. Briciole, altro che indennizi, le cifre stanziate dal governo col decreto sostegni da 32 miliardi non sono andate giù a Fratelli d'Italia, unico partito all'opposizione che per bocca del capogruppo in Senato Luca Ciriani sottolinea il proprio scontento. Siamo molto delusi a dire il vero, molto delusi perché i ristori arrivano con 4 mesi di ritardo e sono assolutamente insufficienti, per non dire che sono un'elemosina. Dai calcoli fatti dal centro studi del Sole 24 Ore, un'azienda, un'attività commerciale riceverà dall'1,7 al 5% delle perdite subite nell'anno scorso, quindi davvero pochissimo. Non si considera che queste aziende, anche se chiuse, hanno dei costi fissi da sopportare e i costi fissi non sono minimamente ristorati da quanto lo Stato garantirà. Quindi noi denunciamo questo stato di cose, denunciamo questa beffa. Per Ciriani i soldi sarebbero dovuti andare solo alle categorie colpite, invece sono stati utilizzati un po' per tutto. In questo decreto, che doveva essere dedicato esclusivamente ai ristori, sono entrati miliardi per il reddito di cittadinanza e per il reddito di emergenza, in più altri soldi per stabilizzare le migliaia di navigator assunti per non fare nulla, perché i navigator sono stati assunti, non hanno mai lavorato un giorno, uno perché il sistema non funziona e due perché c'era il Covid, quindi erano impossibilitati a fare anche nel caso in cui ci fosse stato qualcosa da fare. Quindi suona veramente come uno schiaffo in faccia ai lavoratori, ai commercianti, coloro che hanno chiuso perché lo Stato ha detto di chiudere questa manovra che garantisce a loro soltanto le briciole. Noi ci impegneremo in Parlamento per cambiare questo stato di cose, perché se non ci fosse Fratelli d'Italia all'opposizione, le proteste, le proposte, le lamentele di tutte queste categorie rimarrebbero senza voce. Pur di continuare ad operare anche in lockdown, sono tante le aziende del manifatturiero che hanno cambiato codici Ateco, passando di fatto quindi ad attività essenziali. Lo dice un'analisi a livello nazionale della Banca d'Italia che viene confermata anche a livello regionale dalla Camera di Commercio di Pordenone Udine. Molte attività economiche, soprattutto del comparto manifatturiero e in particolare nelle regioni del nord, hanno comunicato un cambio del codice Ateco in concomitanza con le misure governative a contrasto della diffusione della pandemia che disponevano la sospensione di determinate attività. Una tendenza nazionale, intercettata da un'analisi della Banca d'Italia, che trova riscontro anche in Friuli. Di fatto, diverse attività sarebbero passate da non essenziali a essenziali, con l'obiettivo di continuare ad operare pur a fronte delle restrizioni stabilite dai vari DPCM. L'analisi in questione è quella curata da Alessandro Mistretta, ricercatore della Banca d'Italia, dal titolo La demografia d'impresa ai tempi del Covid-19, un approfondimento sui cambi di codice dell'attività.
Nel documento si analizzano le dinamiche demografiche d'impresa in Italia nei primi mesi del 2020, segnati dall'emergenza sanitaria del Covid-19, e si approfondisce il fenomeno del cambio di codice d'attività economica nell'ambito della classificazione Ateco. Proprio in base a questa classificazione, il governo ha disposto le sospensioni delle attività economiche a partire da marzo 2020. L'analisi di Banca Italia trova in qualche modo conferma dagli uffici della Camera di Commercio di Pordenone Udine, che da quando è iniziata la pandemia in effetti hanno registrato un aumento di richieste di variazione e aggiornamento dei codici Ateco. Pur nella tragedia sanitaria ed economica legata al Covid, fanno sapere dall'ente camerale, questa è stata l'occasione per le imprese di aggiornare le proprie codifiche Ateco, sistemando e attualizzando le proprie visure. Molte aziende all'atto di iscrizione possono essersi classificate in modo generico, per poi precisare nell'ultimo anno l'ambito di attività. La promotrice della manifestazione No Mask di sabato scorso a Udine è stata denunciata dalla polizia all'autorità giudiziaria per aver violato la norma che impone di dare avviso al questore almeno 3 giorni prima delle riunioni in luogo pubblico. Sabato appunto decine di persone si erano radunate in piazza Primo Maggio per contestare le normative anti-Covid e l'avevano fatto proprio non osservando le misure previste per il contenimento del virus. Una trentina dei partecipanti già stata individuata e sanzionata. 7 operai che lavorano nei cantieri navali di Monfalcone sono stati sanzionati dai carabinieri di Fiumicello Villa Vicentina ieri sera. Alloggiati in una affittacamere nel paese della Bassa Friulana per motivi di lavoro, hanno organizzato una festa con musica e drink. Il volume dello stereo era talmente alto che ha attirato l'attenzione di alcuni cittadini. È scattata una telefonata al 112 e sul posto i militari dell'Arma hanno accertato la presenza di 7 cantierini assembrati senza distanza e senza mascherina. Sono stati tutti sanzionati, nessuna conseguenza per il titolare, per il quale non è stata ravvisata appunto alcuna responsabilità. Un ragazzo di 15 anni di San Michele al Tagliamento è rimasto gravemente ferito questo pomeriggio a Bevazzana di Bibbione dopo essere stato investito da un autocarro. Era appena sceso da un mezzo pubblico ed è stato scaraventato per un paio di metri, trasportato d'urgenza in volo all'ospedale di Udine. 4 conti correnti, un'abitazione in provincia di Udine e 4 autoveicoli da lavoro sono stati sequestrati dalle Fiamme Gialle di Portogruaro a un'impresa di San Michele al Tagliamento che opera nel settore della vendita di ori e gioielli. Sequestro di beni mobili e immobili per un valore di 130.000 euro nei confronti di un'impresa di San Michele al Tagliamento che opera nel settore della vendita di oro e gioielli. Lo ha disposto la Procura di Pordenone perché l'impresa non ha presentato le dichiarazioni fiscali dal 2016. A eseguire l'ordinanza è stata la Guardia di Finanza di Portogruaro che ha eseguito una verifica fiscale vagliando la documentazione extracontabile rinvenuta all'interno dell'esercizio commerciale per ricostruire il volume d'affari non dichiarato al fisco. È stata quantificata una omessa dichiarazione di ricavi per circa 3 milioni di euro e l'evasione dell'IVA per altri 300.000 euro. Il rappresentante legale della società è stato denunciato. Il Tribunale di Pordenone ha emesso di seguito un decreto di sequestro preventivo per equivalente fino a 130.000 euro, eseguito dai finanzieri di Portogruaro. Tra i beni sequestrati, 4 conti correnti, un'abitazione in provincia di Udine, 4 veicoli da lavoro. Bloccata anche l'erogazione del contributo a fondo perduto legato all'emergenza Covid richiesto dal responsabile della società. Lo sciopero dei lavoratori di Amazon che in regione vede coinvolte 500 persone tra i centri di Colugna, Sgonico e Fiume Veneto. L'adesione è stata elevata secondo i sindacati, minima invece per l'azienda. Primo storico sciopero italiano oggi in Amazon, il colosso americano dell'e-commerce che nel 2020 ha fatturato oltre 380 miliardi di dollari. Indetto da Filt CGL, Fit Cisle e Will Trasporti, lo stop ha riguardato tutto il personale dipendente di Amazon e di tutte le società di fornitura di servizi di logistica, movimentazione e distribuzione delle merci che operano per l'azienda statunitense, un esercito di oltre 40.000 persone. Difficile avere numeri certi. A livello nazionale i sindacati parlano di un'adesione al 70%, mentre per l'azienda è inferiore al 10%
10% per i dipendenti e al 20% per chi si occupa delle consegne. In regione, coinvolti i centri di smistamento di Colugna, Sgonico e Fiume Veneto. In quest'ultimo è andato in scena un presidio della CISL. Al cambio turno, alle 14, gli operai all'uscita si contavano con il contagocce. I lavoratori qua in Friuli Venezia Giulia sono attorno ai 500, se parliamo chiaramente di lavoratori diretti, somministrati, ma tutto l'indotto che gira attorno ad Amazon, che è fatto di tantissime aziende satellite che fanno le consegne, i cosiddetti driver, fondamentalmente di piccole dimensioni. Sono lavoratori che devono essere riconosciuti i diritti, chiaramente, un contratto di riferimento che si possa applicare in maniera omogenea a tutti i lavoratori della filiera Amazon. Tra i problemi segnalati dai sindacati anche l'eccessivo turnover. Tantissimi lavoratori a chiamata vengono recepiti, utilizzati e dopodiché lasciati a casa magari per un periodo e richiamati sotto Natale. Le richieste principali sono quella di una stabilizzazione o comunque di una continuità occupazionale di chi lavora tramite agenzia di somministrazione, una regolamentazione più umana dei cicli di lavoro, dei turni e dei ritmi e una contrattazione di elementi aggiuntivi quali il buono pasto, che oggi non è garantito, premi di risultato, premi di produttività. Non è una demonizzazione dell'azienda e non è una demonizzazione nel modo più assoluto del lavoro che ha saputo generare anche in questo territorio. Chiediamo però che il lavoro non sia un bene in sé, ma sia un bene nel momento in cui è tutelato e sono tutelati i lavoratori. I dipendenti che hanno incrociato le braccia hanno chiesto la solidarietà dei consumatori, invitandoli a evitare acquisti per l'intera giornata. Inevitabili alcuni ritardi nella consegna dei pacchi. E sullo sciopero interviene anche la country manager di Amazon.it, Mariangela Marseglia, che dice: in Amazon rispettiamo il diritto di ogni individuo ad esprimere la propria posizione. Voglio ringraziare personalmente i colleghi e dipendenti dei fornitori dei servizi di consegna che ogni giorno lavorano affinché tutti possano ricevere i propri ordini. I fatti sono che noi mettiamo al primo posto i dipendenti, i nostri e quelli dei fornitori terzi, offrendo un ambiente di lavoro sicuro, moderno e inclusivo, con salari tra i più alti del settore, benefit e ottime opportunità di crescita, e usiamo le più avanzate tecnologie al servizio di lavoratori e fornitori per migliorare la sicurezza sul lavoro e semplificarlo. Grazie a un accordo di collaborazione tra la Regione e il Ministero della Cultura partiranno immediatamente lavori di scavo ad Aquileia. Sono stati sbloccati infatti fondi per 15 milioni di euro per valorizzare e conservare il patrimonio della città. Aquileia è vicina ad una svolta. Potrebbero presto partire cantieri per interventi di valorizzazione e conservazione di aree archeologiche e immobili pubblici del valore di quasi 15 milioni di euro. Ciò in virtù dell'accordo di collaborazione amministrativa sottoscritto tra la Regione Friuli Venezia Giulia e il Ministero della Cultura per la realizzazione di progetti a valere su finanziamenti disposti dal Ministero stesso. L'alleanza istituzionale, ha commentato il presidente della Regione Massimiliano Fedriga, è l'unica via che può dare soluzioni veloci ed efficaci. L'accordo sottoscritto per Aquileia è un esempio a livello nazionale di quella che a tutti gli effetti è un'importante operazione economica. La soprintendenza regionale ai beni artistici, archeologici e paesaggistici aveva in dotazione un cospicuo fondo di svariati milioni di euro per incentivare, implementare la campagna di scavi ad Aquileia. Tuttavia si trovava nelle stesse condizioni nelle quali purtroppo si trovano molti comuni della nostra regione e di tutta Italia, e cioè non avendo sostituito col turnover adeguato il personale amministrativo, non aveva più amministrativi che potessero espletare le procedure di pubblica evidenza. E ci ha chiesto aiuto. Adesso abbiamo creato finalmente questo ufficio unico per Aquileia che partirà subito. Ci sono dei lavori di scavo che verranno immediatamente messi in pista. L'accordo interesserà in prima battuta il porto di Aquileia, l'ex Essiccatoio Nord, interventi vari per il miglioramento dell'accessibilità alle aree archeologiche, la Basilica Il Campanile, Casa Bertoli. Iniziando le procedure si blocca la revoca da parte del Ministero di svariati milioni di euro. Adesso i primissimi che vanno utilizzati sono 2 milioni e mezzo, 3. Ma ce ne sono all'incirca 8 che potrebbero arrivare a 15 se ci mettiamo gli altri in addirittura d'arrivo.
E l'ex assessore regionale alla cultura ed esponente Dem Gianni Torrenti commenta l'accordo di collaborazione per il rilancio di Aquileia e dice una buona cosa che finalmente il presidente Federica parli di rilancio di Aquileia dopo aver da mesi lasciato la fondazione senza presidente a seguito della rinuncia dell'ambasciatore Zanardi Landi che ne aveva rilanciato il prestigio internazionale. I contributi ministeriali di molti milioni di euro concordati ai tempi del governo Gentiloni e Giunta Serracchiani, dice ancora Torrenti, prevedevano un rafforzamento del personale della fondazione che risulta inadeguato alle potenzialità e ai finanziamenti ottenuti, esplicitamente previsto dall'articolo 24 dello statuto condiviso da Regione e Ministero. È scomparsa all'età di 93 anni Cosetta Dallarmi Dominutti, figlia e sorella di eroi di guerra, simbolo per l'associazione Partigiani Osoppo di una storia familiare unica, figlia del colonnello Rinaldo Dallarmi, comandante del battaglione Gemona sul Don, dove morì il 30 dicembre del 42, al quale furono conferite 3 medaglie d'argento e anche il primo figlio combatté in Russia, Gino, tenente dell'artiglieria alpina, padre e figlio che vennero feriti nel corso della medesima azione, furono trasportati all'ospedale da campo di Rostock dove il padre morì e furono trasportati appunto insieme. Il rilancio complessivo di Gemona parte dalla messa in sicurezza della statale 13. Il primo progetto prevede la realizzazione di una rotatoria all'altezza dell'intersezione con Via Buia. L'amministrazione comunale di Gemona punta a un rilancio complessivo della cittadina passando attraverso la messa in sicurezza della strada statale 13, dove intende risolvere le diverse criticità sulle intersezioni di Campolessi, via Armentaressa e via Cavazzo. Con l'approvazione del progetto preliminare da parte della Regione si concretizza il primo passo di una visione più ampia. La prima soluzione prospettata prevede la realizzazione di una rotatoria di diametro di 35 metri, dotata di illuminazione stradale, di piste ciclabili unidirezionali e marciapiedi perimetrali, anticipando la svolta a destra con l'innesto sulla strada statale 13 perché proviene da Via Buia, attraverso una bretella di raccordo diretto tra le due arterie. Nell'attesa di avere una progettazione complessiva dell'intero tratto di strada statale, sul comune di Gemona, spiega il sindaco Roberto Revelant, abbiamo condiviso con la giunta regionale Friuli Venezia Giulia Strade di dare una prima risposta ai punti particolarmente critici dell'arteria, dove anche negli anni recenti si sono registrati troppi incidenti stradali, talvolta molto gravi. Per i prossimi 2 anni Gemona sarà interessata da diversi cantieri, con l'asfaltatura di strade, l'individuazione di piste ciclabili e la realizzazione di nuove fermate per il trasporto pubblico locale e per lo scuolabus. Tra poco a Sport FVG in primo piano i dilettanti con il calendario dell'eccellenza che riparte tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, lo fa il 18 aprile subito con un derby tra Pro Gorizia e San Luigi, le uniche 2 regionali appunto a continuare a giocare, ma non parleremo solo di questo, anche del Tavagnacco calcio femminile, di un felice weekend sotto canestro tra poco alle 19:30. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale e buon proseguimento di serata a tutti voi.